Qui con mister Cappello, allenatore del Mistral, dopo una gara bellissima, giocata ad alta intensità, è mancato solamente un pizzico di dettagli di fortuna per portare a casa anche solo il pareggio in quella che è una doppia sfida contro il Marsala, che oggi è passato solamente di misure. Ma la fortuna secondo me c'entra poco, diciamo il Marsala ha preparato la partita secondo me bene, hanno fatto fare a noi la partita e loro andavano in contropiede e questo ci ha fatto un po' male. Però sono contento lo stesso perché i ragazzi se l'hanno messa tutta, diciamo il risultato è un caso perché comunque ripeto abbiamo avuto due gol, abbiamo subito due gol sul rigore e poi uno sull'ingenuità nostra del portiere, quindi adesso ci sarà preparare una partita di ritorno che sarà davvero tosta. Certo loro hanno un po' il vantaggio di un gol avanti, però andremo lì con la consapevolezza che la partita può essere ribaltata. Allora, domanda scomoda, cosa serve per battere in casa questo Marsala? Ma secondo me ci serve un po' più di cattiveria perché a Vallarelli è impossibile segnare da fuori area, dobbiamo essere un po' più concreti quando andiamo vicino alla porta e dobbiamo cercare di metterla dentro perché Vallarelli è davvero un ottimo portiere, lo ha dimostrato anche oggi, però ripeto, ho visto molte cose buone e il risultato è quello che un po' ci rammarica, ma adesso siamo concentrati già per il ritorno.